questo nuovo video di Clash of Clans. In questo video farò vedere la mia base, nuova base farm e attacchi war, visto che la stiamo vincendo ed è praticamente vinta. Tanto adesso faccio vedere la mia base war farm, è abbastanza soddisfacente. Intanto salutiamo il 99 e Double S, che sono del mio clan. Qua è questa, se volete copiarla fermate il video e copiate. Ve la faccio vedere qua. Ed è questa. Voi se la volete mettere basta fermare il video qua e fatela. Io ve la consiglio perché è abbastanza buona. E adesso andiamo a vedere gli attacchi war. E questo è l'attacco che ha fatto il duello 1, che ci è riuscito grazie a me, che ero indeciso da dargli un gol in un pecca. Alla fine ho dato il pecca, che è riuscito a fare il 50%. Però è stato lui molto bravo ad attaccare. Infatti è riuscito a fare una stella a uno con le torri inferno, con i domatori, senza avere le pozioni gelo, visto che era uno con un CP livello 9 municipio. Intanto andiamo avanti. È una fortuna che tocca fa il giro e questa cosa ha fatto fare il 50%. Per fortuna la torre inferno non l'ha puntato ed è riuscito a fare il 50%. 53. Adesso questo il 5 ha attaccato il 2, visto che non aveva più da attaccare. Attaccato con draghi, è stato abbastanza bravo perché ha fatto 38%, essendo il 5 attaccato con i draghi. Ora non ve lo faccio vedere, vi faccio vedere il mio attacco, che ho attaccato il 3 con la lava l'union. Pensavo che non riuscivo a fare il 100%, ma l'ho fatto per un po' di fortuna, perché le mongolfiere erano morte, sono rimasti gli sgherri e i cuccioli di mastino lavico. Certo, come vedete ho gli sgherri livello 4, quando qualche settimana fa ce l'avevamo a livello 2, li ho uppati. Qua avevo messo uno sgherro qua e uno sgherro qua e uno qua per non filare facendo il 99%. Intanto poi ho iniziato a mettere furie, eccetera. Qua dopo ho messo una cura, visto che qua le mongolfiere erano ormai morte. In pratica gli sgherri sono andati dove non c'erano più le mongolfiere. Siamo stati fortunati grazie al mastino lavico anche, che si è separato, e gli sgherri di livello 4, perché se non livello 1 non so se ce la facciamo. Però come vedete hanno girato tutto il villaggio lasciando il municipio, e per fortuna abbiamo fatto certi come l'ultimo. Tanto mi hanno messaggiato e vedete 100%, che è stato abbastanza fortunato. Ora vi farò vedere i loro attacchi. Al primo, anche al secondo sono più o meno uguali.
perché hanno attaccato tutti con i domatori che ce l'avevano livello 5, a me con il domatore livello 4, visto che l'ha attaccato 3. Aveva anche il livello 6, quindi è andato abbastanza bene. Qua è stato errore mio perché ho donato proprio lui il mastino lavico. Perché se mi donava i maghi, appena usciva fulminava i donatori ed era... non ce l'aveva più. Comunque non sono durati molto neanche con il mastino lavico perché poi arrivano i reali e cose varie che hanno potuto livello 7 e non vivono più. È stato utile con i maghi perché avevano distratto un bel po' e li ha anche ammazzati. Come vedete poi si è separato e ha ucciso Maghi. Poi c'erano le tre teste nel 97 e Apoix, quindi la regina capillare non ce la facevano più a vivere così. Alla fine è finito con 60%. Poi hanno attaccato il 2, il 3 ha attaccato il 2, ha fatto il 68%. Ha attaccato sempre con domatori livello 5 perché io non l'avrei attaccato con i domatori livello 5 perché è una base anti-domatori. Infatti c'è tanto spazio tra le cose, non sai mai dove si nasconde una bomba. Era il posto meno ovvio e c'era una bomba gigante. I maghi hanno distrutto subito la regina, cosa molto utile perché ha tolto un reale che è molto forte e utile. Poi ha messo i donatori, aveva da notare che aveva, no scusate, era il 2 che attaccava, da notare che aveva 5 pozioni, quindi aveva 5 cure, quindi era più facile a lui fare il percentuale, visto che lui non aveva le metterli fermo e così, aveva anche 5 cure, quindi ce la doveva fare, però è andata male. Se metteva il re qua, dopo che distruggevano tutto, forse se la potevano più fare, visto che erano rimasti solo i reali. Poi c'è la regina che è andata sul re che stava rompendo le mura, che è sopravvissuto, ma poi c'era anche questo re e non ce l'avrebbe fatta. Forse se aveva ancora l'abilità ce la poteva fare, o se aveva il reali ai 40 che sono veramente forti. Come vedete è andato giustamente sull'uscito e la torre dell'azione l'ha puntato e l'ha ammazzato. Se aveva l'abilità ce la faceva. E questo è stato un attacco. Anche noi ci hanno distrutto dal 4 in giù, 3 stelle a parte al 6. Perché dico che è già vinta ormai? Perché guardate chi manca. Manca il 5 che attacca, che è il più forte di quelli che mancano che attacchi. Facciamo che attacca il 6 che non riesce a fare 3 stelle tra l'altro. Ne fa 2 e arriva 25-24. Ma chi attacca il 3, chi attacca il 2, chi attacca l'1? E qua l'attacco nel cinese, eccetera. Io ho toccato anche il 5 con barbari arcieri, visto che era molto scarso. Vabbè, per questo video è tutto. Io
io sono Simon02 e vi lascio al prossimo video.